Sta suscitando tante polemiche e reazioni la proposta di eliminare la preferenza alle prossime elezioni regionali, fatta dal senatore leghista Candiani, che propone per l'appunto per la Sicilia una formula elettorale che minerebbe le basi della democrazia in favore di una sorta di dittatura dei nominati. Questa è l'impressione dell'onorevole Lentini e di tanti altri che commentano le dichiarazioni del commissario della Lega in Sicilia Stefano Candiani, secondo cui bisognerebbe ragionare sull'eliminazione delle preferenze, giocoforza sulla modifica della legge elettorale attualmente in vigore su base regionale, un'idea nazionale, si va verso la reintroduzione del meccanismo della preferenza, una cosa che verrà certamente intrapresa per abbattere strutture e critiche del sistema elettorale. Alla protesta si aggiungono anche i 3 parlamentari regionali di Ora Sicilia, Luigi Genovese, Luisa Landiere e Daniele Ternullo. Anche il partito dell'UDC si unisce alla protesta, che in una sua nota stampa, per voce del coordinatore regionale onorevole Decio Terrana, afferma che ho l'impressione che qualcuno abbia dimenticato i principi fondamentali della rappresentatività in un territorio, nelle istituzioni politiche. È vero, afferma Terrana, che negli anni si sta cercando di distruggere ogni forma di rappresentatività dei territori, facendo votare i cittadini più a sensazione che per i reali progetti politici, ma questo sistema di influenza incentrato sulla comunicazione ossessiva, iniziato dal Movimento 5 Stelle e poi brillantemente ereditato dalla Lega, adesso deve finire. È giunto per l'onorevole Terrana l'ora che si ritorni a una politica che rappresenti tutti i territori e che i parlamentari siano diretta espressione di un territorio scelti direttamente dai cittadini. È un'ultima ora anche l'abbandono per tale causa della parlamentare leghista Marianna Caronia, che da poco aveva aderito al gruppo della Lega all'Ars, andando al misto, ha deciso di lasciare il partito della Lega. Per Caronia i cittadini devono sempre eleggere liberamente i propri rappresentanti nelle istituzioni a tutti i livelli, compreso quello nazionale.